Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione. L'iniziativa organizzata e promossa dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con AIM Servizi. Prima di continuare con la presentazione e l'esposizione di questa seconda serata del nostro festival, facciamo subito una presentazione perché l'ospite, il relatore di questa sera doveva essere Emiliano Toso, che però ha avuto un imprevisto dell'ultimo momento e quindi ringraziamo già da subito la dottoressa Alice Gabrielli e anche la nostra ospite in sala, la professoressa Michela Coan, che si sono prestate entrambe a questo cambio volante. Ecco, quindi ringraziamo entrambe e naturalmente l'incontro di Emiliano Toso sarà recuperato al posto di quello della dottoressa Alice Gabrielli, quindi venerdì 15 alle ore 15. Ecco, fatto questo chiarimento per chi non avesse fatto in tempo a informarsi rispetto a questa variazione, procediamo con la presentazione per tutti coloro che partecipano per la prima volta ai nostri incontri. Incontri che ricordiamo sono assolutamente gratuiti, li trovate sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it e potete partecipare a questi incontri iscrivendovi alle nostre dirette Zoom oppure partecipando dai social del Comune di Vittorio Veneto, quindi la pagina Facebook e il canale YouTube. Naturalmente questa iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione di molte realtà locali e non solo, le citiamo, sono l'associazione Horizon Africans, che abbiamo avuto ospiti questo pomeriggio, Alter Evo Società Benefit SRL, il gruppo Alcuni, Percorsi Formativi 06, la Proloco di Vittorio Veneto, Leggiamoli Forte Biblioteca di Vittorio Veneto, la Tenna TV, l'associazione 400 Colpi, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto, nonché un'associazione che si chiama Mamme di Ceneda. Benissimo, tutti questi partners, tra i quali già citato l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte, che ci ha messo a disposizione anche l'aula magna della scuola secondaria di primo grado, nella quale ci troviamo appunto per le nostre dirette. Questo era un segno che anche il tema dell'educazione vogliamo realizzarlo non in un semplice studio televisivo, ma proprio in un luogo di educazione. Infatti nei giorni scorsi abbiamo avuto ospiti anche degli insegnanti con delle classi. Bene, detto questo, io do nuovamente il benvenuto alla nostra ospite speciale qui in sala con noi, che è proprio una professoressa, un'insegnante di educazione musicale, nonché coordinatrice didattica della scuola Santa Giovanna d'Arco, sempre di Vittorio Veneto, la professoressa Michela Coan. Buonasera a tutti, che ringraziamo grazie a voi e salutiamo. dell'invito. Molto gradita la sua presenza. Questa mattina, fra l'altro, proprio nella sua scuola abbiamo realizzato 2 laboratori educativi di cui vi parleremo ancora nei prossimi giorni. Bene, il Festival dell'Educazione di Vittorio Veneto ha come titolo Io sono come tu mi guardi. Ieri sera abbiamo incontrato la dottoressa Sanese, autrice di un libro proprio sullo sguardo che gli adulti possono rivolgere al bambino e che offre ai bambini identità. Abbiamo avuto un incontro molto profondo e di fonte di grande ispirazione per molti dei partecipanti. Questo tema ci sta particolarmente a cuore perché il nostro Festival dell'Educazione intende porre l'accento sul potere, nel senso positivo del termine, che gli adulti hanno nei confronti delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze. Perché è il nostro sguardo che nutre la salute
dei nostri figli, alunni o quant'altro. E quindi noi ci concentreremo moltissimo sullo sguardo che possiamo porre nei confronti delle nuove generazioni. Per affrontare questo argomento naturalmente abbiamo molti relatori di grande importanza, di grande competenza, e questa sera la nostra ospite in collegamento, eccola qui, è la dottoressa Alice Gabrielli, che ci saluta con un bel sorriso, psicologa e coordinatrice scolastica, in particolare di progetti legati al gioco e all'apprendimento, nonché ricercatrice e molte altre cose che adesso sarebbe lungo elencare, ma avremo modo di apprezzare il suo prezioso contributo, il cui titolo è Creatività, apprendimento ed esperienza di flusso nel gioco del bambino. E quindi entriamo subito nel vivo di questo contenuto che ci incuriosisce, ci interessa, ci appassiona moltissimo, anche quando noi a nostra volta torniamo bambini perché viviamo l'esperienza di flusso, e quindi lasciamo la parola alla dottoressa Alice Gabrielli, che ringraziamo ancora per essere qui e anche per essere qui con questa disponibilità dell'ultimo minuto. Benvenuta, a lei la parola. Grazie mille. Io vi ringrazio invece per la possibilità e soprattutto per la bellezza, insomma, dell'intento di questa settimana, proprio perché lo sguardo dell'adulto, come dicevi tu, ha un potere enorme, e di questo sono anni, insomma, che insieme a Percorsi Formativi 06 mi occupo, ed è un po' il fil rouge della chiacchierata che faremo questa sera, che prende le mosse in realtà da anni spesi molto volentieri e con estremo piacere a lavorare all'interno di Servizi 06 e a osservare il gioco dei bambini non tanto come un passatempo, ma quanto come uno strumento fondamentale di crescita, di apprendimento, di evoluzione non solo del bambino, ma anche, insomma, della nostra cultura, della nostra società. E quindi è un po' anche lo sguardo con cui questa sera ci addentreremo all'interno delle operazioni di gioco dei bambini nello 06, perché molto spesso, appunto, purtroppo nell'età adulta al gioco viene dato un peso sempre minore rispetto invece al lavoro, alle cosiddette attività fondamentali. E invece il gioco è proprio nell'infanzia, nella prima infanzia, ma in realtà anche più avanti, un'attività fondamentale. E questa ricerca prende le mosse proprio dall'associazione tra il gioco e le ricerche che Csikszentmihalyi ha fatto sul flusso, da cui nasce un po' la teoria del flusso che ci proponiamo, insomma, questa sera di accostare al gioco del bambino. Io provo a condividere delle slide che saranno fondamentalmente un po' un aiuto al seguire il filo del discorso, che spero possa essere il più possibile semplice. Laddove non lo fosse, insomma, chiedo di essere interrotta per fare una chiacchierata insieme che sia il più possibile usufruibile per tutti. Questo simpatico signore che vedete sulla sinistra è Mihaly Csikszentmihalyi, uno psicologo che negli anni 70 si è occupato fondamentalmente di creatività, ed è dalla creatività dallo studio della creatività che nasce la sua teoria del flow o del flusso. Lo stato di flusso è uno stato che tutti nella vita abbiamo provato, anche se magari non ce ne siamo resi conto. Lo stato di flusso è uno stato che mette insieme, che fa vivere contemporaneamente una sensazione di immenso benessere, di piacere, di appagamento, ma anche di concentrazione massima, totale. È lo stato in cui
l'individuo è totalmente concentrato sulla sua azione, la sua attenzione è completamente dedicata alla sua azione e questa azione diventa in sé gratificante, completamente gratificante, tanto da muovere il piacere supremo, quello delle endorfine, quello che fa stare bene mente e corpo e quindi che produce quello stato di felicità, quello stato di benessere totale. Però è un benessere che non viene dal riposo, dall'ozio, dal divertimento, ma dal massimo impegno, dall'attenzione assoluta, completamente dedicata, tanto che, come teorizza Csikszentmihalyi, ma come già dall'età più antica sappiamo, già gli antichi greci parlavano di stato di estasi, no? Quindi essere fuori da sé, essere fuori dal proprio controllo. E lo stato di flusso è uno stato in cui si perde la consapevolezza dello spazio, del tempo, del dove si è, di quanto tempo è passato, e per capirsi è un po' quello stato che può essere anche autoindotto, quello stato in cui cercano o riescono ad entrare, ad esempio, gli sportivi subito prima di una performance importante e che fa sì, ad esempio, che immaginiamoci che ne so, un ballerino, una ballerina, un pattinatore sul ghiaccio, un tuffatore che deve in una frazione di secondo eseguire ad esempio dei salti mortali piuttosto che delle piroette particolarmente complesse, quel tempo che noi viviamo come spettatori in una frazione di secondo, in pochi secondi, in realtà per il professionista è un tempo estremamente dilatato e questo dà modo di portare la massima cura, la massima attenzione a qualsiasi minimo movimento, minimo gesto. Questo stato di flusso che appunto è stato teorizzato da Csikszentmihalyi negli anni 70, ma in realtà è conosciuto appunto dall'antichità, è uno stato in cui si entra in alcune condizioni di cui adesso parleremo e che Csikszentmihalyi ha studiato negli adulti. Il passaggio che con percorsi formativi stiamo cercando di fare è appunto di associare, di capire se questo stato di flusso possa essere associato al gioco del bambino e quindi utilizzare uno sguardo adulto rispetto alle azioni di gioco spontaneo dei bambini un po' più professionale, un po' più profondo e un po' più attento. Che cos'è quindi questo stato di flusso secondo il suo autore, l'autore di questa teoria che ha fatto decenni di studi in tutto il mondo, quindi ha validato questa teoria in qualsiasi cultura e in qualsiasi popolazione. È uno stato che lui inizia a studiare appunto nelle persone maggiormente creative, nei pittori, nei poeti, nei ballerini, nei musicisti, ma che poi è ritrovato in tantissime altre professioni adulte, in cui, come dicevo, si ha contemporaneamente uno stato di massima performance, in cui il potenziale umano è alla massima potenza, ma anche uno stato di completo benessere. Non si vive una fatica, non si vive un sovraccarico energetico dovuto da un lavoro che porta a una performance complessa, ma anzi si vive uno stato di totale piacere e serenità. E secondo appunto la teoria di Csikszentmihalyi, questo stato viene indotto oppure si riesce ad entrare in questo stato che può essere appunto autoindotto oppure casuale. A me ad esempio è capitato e me ne sono resa conto dopo mentre facevo il test ingresso all'università. Mi sono resa conto che il tempo e lo spazio erano completamente spariti, ma questo l'ho realizzato dopo, una volta finito. Quindi non è, almeno che appunto non si impari ad autoindurlo come fanno molti sportivi,
è uno stato in cui ci si rende conto di essere stati poi una volta che se ne esce. E, come dicevo appunto, Csikszentmihalyi lo ha studiato principalmente in persone adulte che arrivavano tutte quante un po' dal mondo dell'arte o comunque della performance creativa. E rintraccia 9 elementi fondamentali perché si possa parlare di uno stato di flusso o perché appunto si possa realizzare uno stato di flusso. Alcuni di questi stasera saranno un oggetto un po' più vivo della nostra trattazione, altri, come dire, li lasceremo un attimo sullo sfondo per questioni di tempo, ma anche per focalizzarci un po' sul nostro obiettivo, cioè quello di uno sguardo sull'infanzia che possa essere uno sguardo che accoglie, accompagna e sostiene la crescita e come insomma, tema a me molto caro l'apprendimento. I concetti chiave, questi 9 elementi fondamentali del flusso, secondo Csikszentmihalyi, li vedete indicati, sono una motivazione intrinseca, un equilibrio tra sfida e competenze, obiettivi chiari e attenzione focalizzata, la distorsione, come vi raccontavo prima, del senso del tempo e dello spazio, un feedback immediato, il fatto che le distrazioni, che il resto del mondo, definiamolo così, sia escluso dallo stato di coscienza, l'assenza della paura di fallire e della coscienza di sé. Ovviamente, ecco, richiederebbe un lungo discorso a trattarli tutti, per cui ho scelto di focalizzarmi su ciò che è più visibile ad occhio nudo in qualsiasi osservazione di un bambino concentrato sul suo gioco, tutto ciò che può essere facilmente osservato o anche davvero quotidianamente per chi opera con i bambini, con l'infanzia, con i ragazzini. Prima di tutto, uno dei punti fondamentali che Csikszentmihalyi cita e che possiamo osservare molto spesso nel gioco fin dei piccolissimi, nei primi mesi, è la motivazione intrinseca. Qua mi preme fare una distinzione tra motivazione intrinseca e motivazione interiore. La motivazione interiore è un qualcosa che nasce successivamente, nasce diciamo a partire dall'adolescenza o comunque da quando si sviluppano determinate aree anche del nostro sistema frontale, del nostro cervello, perché si parla di motivazione interiore quando si riesce ad avere un compromesso tra ciò che si vuole e eventualmente ciò che si deve, tra obiettivi e risorse, con un equilibrio spostato sul dopo. Per cui, che ne so, la motivazione interiore può essere quella di godersi il weekend libero da impegni e quindi come dire, di sopportare un po' più di fatica durante la settimana e non rimandare per avere ad esempio il weekend libero, oppure sapere di volersi godere la soddisfazione data dal piacere di aver fatto bene un'interrogazione, un compito in classe e quindi rifiutare magari l'uscita con gli amici per studiare, per poi gratificarsi con un bel voto. Questa è la motivazione interiore, cioè che qualcosa che poi ha anche a che fare con la morale, col senso del dovere, ma che è qualcosa che riguarda poco la prima infanzia. La motivazione intrinseca invece, che è ciò di cui tratta Csikszentmihalyi nel parlare di flusso, è qualcosa che riguarda qualsiasi età, veramente dagli appena nati a come giochi, no? Giochi in scatola ai 99 più, è la motivazione intrinseca. La motivazione intrinseca sta dentro l'azione stessa, quindi è l'azione che porta
il piacere che motiva a fare quell'azione. Quindi è lo svolgimento stesso dell'attività che dà la motivazione a farla. Le attività vengono quindi definite autoteliche, cioè quelle attività che hanno in sé il motivo e lo scopo per cui vengono fatte e quindi che danno il piacere di essere fatte. Ad esempio, per quanto mi riguarda, che ne so, mettermi a leggere un buon libro senza altri pensieri, magari una domenica d'autunno sul divano, ecco, la motivazione non è esterna, sta proprio nel piacere dell'azione stessa. E quindi l'azione risponde a un piacere, a un bisogno che il soggetto ha finalizzato all'azione stessa. E ovviamente parlandone, la prima cosa per chi si occupa di bambini che viene in mente è appunto il gioco. Il gioco perché i bambini giocano per giocare, non giocano per altri motivi. Il piacere del gioco è dato dal gioco stesso. Ovviamente qua c'è da fare una postilla. Quando il gioco è un gioco liberamente scelto, un gioco liberamente condotto, ovviamente se il gioco è diretto dall'esterno, il bambino è, dire, passatemi il termine, obbligato a fare un certo tipo di gioco, ovviamente non è detto che quel gioco risponda al suo bisogno, al suo interesse. Quando invece il bambino può scegliere un gioco che risponda a un suo bisogno, a un suo interesse, la motivazione è intrinseca e quindi il piacere, la soddisfazione sta nel gioco stesso. Il gioco diventa un'attività autotelica. E in questi ultimi anni, anche un po' per narrare l'importanza del gioco autodiretto, del gioco liberamente scelto anche alle famiglie, quello che abbiamo cercato di documentare è il fatto che nel momento in cui i bambini e le bambine sono concentrati, lo vedete anche nell'immagine riportata, sono completamente presi dalla loro azione di gioco, difficilmente potrei dire quasi mai, mostrano un sorriso, mostrano un'espressione di divertimento, perché in realtà è un piacere che va molto oltre, lo vedremo dopo, la manifestazione esterna. Il sorriso è uno strumento di comunicazione verso l'altro, ma nello stato di flusso il soggetto è completamente concentrato su di sé. L'abbiamo visto prima, lo vedremo dopo, il mondo esterno scompare dalla percezione, scompare dalla nostra attenzione, quindi non c'è bisogno di manifestare un sorriso, di comunicare all'esterno il proprio piacere, perché l'esterno in realtà in quel momento non esiste. Un'altra cosa fondamentale, su cui secondo me è fondamentale che educatori ed insegnanti portino la propria attenzione, è l'equilibrio tra la sfida e le competenze. Csikszentmihalyi parla appunto di un equilibrio in cui le proprie competenze percepite sono leggermente inferiori rispetto al livello percepito di sfida. Che cosa significa? Significa che se l'azione che il bambino o la bambina sceglie di fare appunto in un gioco autodiretto è un'azione poco sfidante, il contesto non è sufficientemente sfidante, non viene percepita una sufficiente difficoltà, in realtà ciò che si avrà è fondamentalmente la noia. Laddove invece il concetto, scusatemi, il contesto, l'azione viene percepita come molto complessa, una sfida molto alta, ma le proprie competenze vengono percepite come troppo basse
rispetto a quella sfida, ovviamente si avrà preoccupazione, ansia, lo vedete nel grafico riportato sulla destra. Quando si riesce ad ottenere uno stato di flusso, secondo Csikszentmihalyi, quando c'è il corretto equilibrio, la sfida viene percepita come decisamente alta, ma le competenze vengono percepite come adeguate, leggermente inferiori al livello della sfida, e quindi lì si attiva l'ingaggio, si attiva l'interesse, si attiva la capacità che abbiamo come esseri umani di utilizzare tutte le nostre risorse cerebrali, attentive, percettive, mnemoniche, emotive, per risolvere quella sfida che tanto ci interessa. E quindi qua un richiamo, no? Pensiamo quanto spesso questo concetto potrebbe modificare un po' le nostre azioni come educatori, come insegnanti, come genitori, perché molto spesso cerchiamo di agevolare e quindi di semplificare, ma rischiamo di ottenere quella cosa che poi tanto ci spaventa, no? Questi bambini annoiati, questi bambini apatici, questi bambini che non si attivano, che non si ingaggiano e che poi temono estremamente l'ingaggio, quasi come non avessero un buon livello di autostima, quasi come non percepissero il loro livello di competenza e di abilità. Il concetto di competenza all'interno della scuola sta diventando sempre più un concetto chiave, ed è un concetto chiave anche nella teoria del flusso. La percezione, l'autopercezione della propria competenza. Quindi agganciandosi a questo concetto per cui è necessario, fondamentale, affinché si riesca a permettere ai bambini di entrare in uno stato di flusso, che è lo stato in cui si realizza il massimo del potenziale di apprendimento di ciascuno di noi, è necessario che non solo vengano proposte sfide sufficientemente adeguate, abbastanza alte rispetto alle competenze e che ingaggino, che muovano quell'interesse a provare ad andare oltre se stessi. Vygotsky lo chiamerebbe zona di sviluppo prossimale, no? Ciò che ci porta a fare sempre un passettino oltre noi. È fondamentale che i bambini, le bambine, i ragazzi abbiano la possibilità di percepire le proprie competenze, di crearsi un'immagine di sé sufficientemente coerente che dia loro modo di capire quali sono le loro competenze e quanto possono essere competenti in un ambito, in un'azione piuttosto che in un'altra. E in questo caso che cosa possiamo fare? No? Possiamo sicuramente pensare a un contesto che faccia due cose, che sono poi due cose fondamentali anche rispetto alla teoria del flusso di Csikszentmihalyi. Possa dare sfide adeguate e quindi anche contesti aperti, contesti stimolanti, ma contesti che possano essere letti e agiti a livelli differenti di competenza, che possano dare la possibilità di azioni autodirette, che possano dare la libertà di scegliere come confrontarsi con quel contesto, di sperimentare, di mettere in azione anche una certa divergenza di pensiero, quindi anche soluzioni alternative, diverse magari da quelle dell'adulto, genitore, insegnante, educatore, e soprattutto nell'ottica di dare una percezione delle proprie competenze, contesti che diano feedback immediati e immediatamente comprensibili. E allora, per farvi un esempio di cosa significa tutto questo che la Gabrielli ci sta dicendo, vi ho messo sotto due immagini, no? Dei blocchi da costruzione, non ne citiamo la marca, ma insomma
tutti li conosciamo, dei blocchi da costruzione comprati che hanno una caratteristica che è un po' il suo pro e il suo contro, cioè il fatto di essere autoaggancianti e quindi di incastrarsi perfettamente l'uno sull'altro e di essere stabili, quindi di dare la possibilità di costruire anche delle cose stratosferiche e impensabili che insomma richiedono anche enormi abilità. E poi a fianco vi ho messo dei sassi. Lo scopo è lo stesso, fare una torre. Quindi vi chiedo un po' un esercizio di immaginazione. Fate una torre con questi mattoncini autobloccanti che hanno una caratteristica fondamentale, il fatto che essendo autoincastranti tengono anche delle torri che magari potrebbero essere un po' sbilanciate, il cui baricentro magari non è esattamente interno alla costruzione, ma che agganciandosi tengono anche, lo vedete anche dall'immagine, dei pezzi che magari potrebbero sporgere e quindi che potrebbero non rimanere, sarebbero potuti non rimanere, ma siccome sono agganciati dall'incastro rimangono in equilibrio. E poi immaginate di fare una torre di sassi. Ovviamente se nel vostro esercizio di immaginazione vi siete calati un po' nella parte, vi renderete conto, poi vi invito a farlo, questa è una cosa che molto spesso faccio fare nelle formazioni, soprattutto agli adulti, perché i bambini questa cosa la sanno perfettamente, la sperimentano costantemente, noi ci perdiamo un po' in altre faccende affaccendati. In realtà fare una torre con i sassi richiede un'attenzione sicuramente molto maggiore, un coordinamento occhio-mano decisamente più pronto, un ingaggio della motricità fine e della costante attenzione al baricentro, al bilanciamento, alle forme, agli equilibri, che è nettamente superiore rispetto a quella con i mattoncini autoincastranti. Dall'altra parte però, come dicevo prima, mentre magari la torre con i mattoncini autoincastranti sta su, anche se il baricentro non è esattamente interno, la torre di sassi tenderà a farvi sudare qualche camicia per essere fatta, perché in realtà darà dei feedback immediati al fatto che la vostra azione non sia stata estremamente efficace, precisa e attenta a tutte le variabili, perché la torre di sassi tenderà a cadere, come dire, abbastanza spesso. E quindi il feedback è immediato. I materiali, molto spesso, i giocattoli con cui si confrontano i nostri bambini, ma anche i nostri adolescenti, tendono a non fornire un feedback reale e quindi tendenzialmente dopo poco a cadere, lo vedete nel grafico di sinistra, nel quadratino in basso, no? Quello dell'apatia o della noia, perché lo stimolo non è sufficiente, oppure l'apatia, lo stimolo non è sufficiente e la mia percezione di competenze e di capacità non è adeguata, è bassa, non mi percepisco come capace perché non ho mai avuto la possibilità di sperimentarmi in modo libero con un contesto stimolante e che potesse darmi la possibilità di divergere, di andare oltre me stesso. E quindi per educatori e insegnanti che cosa significa? Il buon Vygotsky ci dice stare in zona di sviluppo prossimale, cioè sempre quel passettino oltre la totale autonomia, quel qualcosa che ancora non padroneggio, ma che con un pizzico di spinta data dal contesto, dall'altro, dal pari che già quella cosa la padroneggia, riesco a fare un saltino, ad evolvermi, ad andare un filo oltre me stesso. E quindi questo stare in zona di sviluppo prossimale può essere sicuramente uno dei punti cardine
del perché applicare alla prima infanzia una teoria del flusso che il padre della teoria del flusso in realtà ha studiato negli adulti. Quello che abbiamo appena visto appunto è il discorso sul feedback, no? Il feedback, ve ne parlavo prima, rispetto alla torre di sassi che cade, è un feedback immediato che non viene dall'esterno, che non viene da qualcun altro, che è insito nell'azione stessa. Quindi non c'è un altro soggetto più capace, percepito come più capace, che ci dice se siamo stati o no bravi. C'è la nostra stessa azione, il nostro stesso contesto che ci dice che in questo momento la nostra azione non è sufficiente all'obiettivo che ci siamo posti. Quindi l'obiettivo è insito nell'azione, per cui anche qua non c'è un qualcun altro, un'istruzione da seguire, un qualcun altro che ci dice fai così, fai cosà, metti questo qui, metti quello là, ma abbiamo l'azione stessa che guida il nostro avanzare del gioco nei bambini, ed è l'azione stessa che dà il feedback immediato nella relazione con il contesto, con l'attività autotelica. Scusate, non trovo il mouse. Ecco, un'altra dei punti, dei 9 punti cardine secondo Csikszentmihalyi è quella dell'attenzione focalizzata, l'eliminazione delle distrazioni. Questa è una cosa estremamente evidente durante, se si osserva una persona, adulto o bambino che sia, all'interno di uno stato di flusso. La persona esclude completamente dalla propria coscienza qualsiasi distrazione. Esiste, viene percepita, l'attenzione si dirige solo su ciò che in questo preciso istante è rilevante per l'azione stessa, ok? Per, che ne so, la piroetta del pattinatore, piuttosto che il salto di chi fa il salto in alto, piuttosto che il movimento del tuffo, piuttosto che la torre di sassi per il bambino. Quindi nel momento in cui si entra in uno stato di flusso, spariscono dalla nostra coscienza tutte quelle possibili distrazioni che arrivano dal mondo esterno, ma non esterno a noi, esterno a noi e all'azione con il contesto che stiamo compiendo. Questo stato viene definito iperfocus, ok? Quindi non c'è un'attenzione normale, c'è un'iperattenzione a ciò che si sta facendo, all'oggetto dell'interesse, della motivazione, no? Vi ricordate, ne abbiamo parlato prima, e questo iperfocus è possibile perché vengono dedicate maggiori risorse cerebrali all'attenzione focalizzata. Quindi molta più come dire, attività cerebrale viene dedicata all'attenzione focalizzata rispetto al solito, rispetto a uno stato di attenzione normale. Che cosa accade nel bambino, ad esempio? Se presente questa sera ci sono insegnanti educatori, probabilmente questa immagine l'avranno perfettamente davanti agli occhi. Io ne ho tantissime, sia dei miei figli che dei bambini che negli anni sono stati nei servizi dove ho lavorato. Bambini che sono talmente immersi e concentrati sulla loro azione di gioco che non si accorgono di ciò che accade intorno, compreso
l'educatore o l'insegnante che li chiama, ad esempio, no? E quindi che sembrano assorti, sembrano fuori dal contesto, magari ecco, contesti, che ne so, di cortile, no? Di giardino, dove magari ci sono tanti bambini che giocano, corrono, saltano, e magari c'è il bambino che sta osservando, che ne so, una foglia, un lombrico in mezzo al gioco degli altri, che sembra assolutamente non accorgersi di tutta la confusione e il movimento che c'è intorno. Ma così come i bambini, appunto, che magari stanno giocando in sezione e noi li chiamiamo perché magari è l'ora di andare a pranzo e che non rispondono. Ecco, non sempre quel non rispondere è dato dalla voglia di fare finta di non aver capito che è l'ora di riordinare o che è l'ora di andare o che è arrivata l'ora del pranzo, ma potrebbe, scusate, un attimo. Chiedo scusa, potrebbe essere che il bambino è talmente immerso nella sua attività di gioco che si trova in uno stato di flusso. E quindi che cosa accade? Accade che il suo cervello disconnette, non porta, non dà spazio agli stimoli, ad esempio, che arrivano dal sistema uditivo, perché magari il sistema uditivo non era utile all'azione di gioco, perché magari era il bambino che stava costruendo la torre, quindi l'udito per costruire la torre non serve, e quindi il cervello elimina gli stimoli, ad esempio, che arrivano dall'udito. Questa è una cosa che il nostro cervello fa di base, è una cosa, in questo momento immagino che la maggior parte di voi sia seduta, e nel momento in cui io vi dirò questa cosa, la vostra attenzione andrà lì e quindi avrete quella sensazione, ma finché non ve lo dirò, la sensazione della sedia o del divano che tocca le vostre gambe o il vostro fondoschiena non la provate. Nel momento in cui io ve lo dico, la vostra attenzione si porta su questa sensazione e immediatamente la sentirete. Non è che prima non arrivava lo stimolo al vostro cervello, arrivava ma il cervello lo ignorava perché in quel momento non era utile sentire il contatto con la sedia. Nel momento in cui ve ne ho parlato, ovviamente si è attivato quell'attenzione e quindi ovviamente lo avete sentito. Nel momento in cui ci troviamo in uno stato di flow, di flusso, tutto ciò che è esterno alla nostra azione autotelica sparisce dalla coscienza. E questo, se ci pensate, ad esempio per uno sportivo che magari in mezzo a uno stadio di gente che fa il tifo, che urla, che lo distrae, che lo chiama, flash, foto, microfoni, eccetera, è fondamentale. È fondamentale perché tutte le risorse del cervello sono dedicate a quell'azione che è un'azione nel contempo completamente appagante, ma è un'azione evolutiva nel gioco del bambino. Quindi tutto ciò che non è rilevante per l'azione autotelica è fondamentalmente eliminato dalla coscienza. Questo è il motivo per cui si perde la concezione, la percezione di sé e la percezione del tempo. Quindi ore possono passare in qualcosa che sembrano minuti, secondi, come ad esempio quando riesco a leggermi un libro che mi piace, un bel romanzo, quindi mi metto lì, come sono passati 5 minuti, è già l'ora di cena, e in realtà magari sono passate ore. Oppure il contrario, quello che vi dicevo prima, ad esempio rispetto agli sportivi, che quello che noi vediamo accadere in 3 secondi di una piroetta velocissima oppure del tuffo dalla piattaforma, in realtà per lo sportivo viene dilatato tantissimo e questa dilatazione permette di portare la massima precisione in ogni minima sfumatura di movimento.
Un'altra cosa fondamentale che nei bambini è molto più facile che negli adulti, e questo è il motivo per cui i bambini entrano molto più spesso in uno stato di flusso rispetto agli adulti, è che scompare il giudizio di performance. Scompare quel senso di guardarci da fuori. Man mano che si cresce siamo sempre più capaci, e questo perché maturano sempre di più alcune aree della nostra corteccia, siamo sempre più capaci di guardarci contemporaneamente da dentro e da fuori, no? E quindi è un po' come se avessimo sempre questo occhio esterno che ci fa essere adeguati al contesto, fondamentalmente, no? Che ci fa essere capaci di modificare un po' la nostra azione, il nostro modo di porci, ad esempio anche il nostro tono della voce, no? Non so se avete fatto caso che immediatamente, ad esempio, se entrati in un museo piuttosto che in una sala, ma anche banalmente una sala d'aspetto piccola, in una stazione, magari eravate fuori, stavate parlando al telefono con una voce sufficientemente alta, entrate e immediatamente abbassate la voce, no? E questo è perché abbiamo questa capacità, no, di viverci sempre un po' da fuori, che ci dà la possibilità di valutare costantemente il nostro operato, il nostro essere in quel contesto, in quel momento, eccetera. E questo senso di occhio esterno sparisce nello stato di flusso. È una delle cose che vengono eliminate e che permette di dedicare tutta l'attenzione all'azione stessa. Quindi non monitoriamo più come potremmo essere vissuti, visti e giudicati dall'esterno. Questo che cosa significa? Nell'adulto significa qualcosa di abbastanza complesso. Nel bambino, che già questo senso lo ha estremamente attenuato, è molto semplice eliminarlo, e quindi per i bambini è estremamente più facile entrare in uno stato di flusso. Tutte queste, come dire, questa grande attenzione, tutta questa iper performance, tutta questa dedizione del cervello a un'azione che è un'azione nel bambino, un'azione di gioco e quindi un'azione di apprendimento, ci porterebbe a pensare a un ultra utilizzo del cervello. E inizialmente era proprio così, no? Si pensava che lo stato di flusso fosse un po' quello stato in cui finalmente riusciamo a utilizzare il 100% della potenzialità del nostro cervello. In realtà negli anni gli studi che sono stati fatti con tecniche di imaging del cervello in azione, quindi la PET piuttosto che la risonanza magnetica funzionale, hanno dimostrato esattamente il contrario, cioè che nello stato di flusso si ha un ipofunzionamento dei lobi frontali del nostro cervello, quindi della parte, diciamo, anteriore del cervello, che appunto è proprio la parte più moderna filogeneticamente dell'evoluzione del nostro cervello, è la parte più tipicamente umana, ed è la parte, ad esempio, che ci porta ad avere l'adesione al contesto, la percezione del giudizio esterno, la percezione costante, no, di cosa accade intorno, di chi dice cosa, di come mi vedono, di cosa penseranno di me. Tutta quella parte lì, quindi dire, il contesto, il tempo, il sé critico, il sé, sono fondamentalmente percepiti dal lobo frontale. Durante lo stato di flusso, il lobo frontale tende a funzionare molto meno. C'è un'ipofrontalità transitoria, quindi
un ipofunzionamento del lobo frontale, e questo permette di dedicare tutte quelle risorse di funzionamento cerebrale non tanto al fuori e al resto, che poco importa in quel momento, quanto all'azione di gioco, all'azione che si sta compiendo. Parlo di gioco perché parliamo di bambini, altrimenti potrei dire alla performance dell'artista piuttosto che dello sportivo, dello studioso, eccetera. Quindi la possibilità di devolvere tutta quell'energia che non viene dedicata all'attenzione al fuori, agli altri, all'essere adeguati in un certo modo, alla percezione di quanto tempo è passato, che cosa ho fatto, tutta quella roba lì viene cancellata, viene spenta, e tutta quell'energia viene dedicata all'attenzione focalizzata. Quindi si tratta di un cervello che fa economia fondamentalmente, perché riconosce che in quell'azione c'è talmente tanta importanza, il soggetto è talmente tanto sfidato e motivato in quell'azione che il resto può aspettare, che il resto fa niente, non importa. Posso non occuparmene per dedicare tutta la mia potenzialità cerebrale a quell'azione. E se ci pensate, se avete osservato dei bambini durante il gioco, effettivamente vi rendete conto che ci sono delle azioni di gioco in cui i bambini sono talmente assorti che intorno può accadere qualunque cosa, ma sembrano non accorgersene. Ecco, possiamo togliere il sembrano, non se ne accorgono perché il loro sistema frontale, come prima il vostro sistema tattile percettivo non percepiva il contatto con la vostra sedia, così come durante appunto lo stato di flusso il nostro cervello spegne quelle aree che sono dedicate alla comprensione e alla percezione del fuori, di sé, del tempo, del giudizio degli altri, del giudizio di performance, eccetera, eccetera. Faccio un passettino indietro, scusate, controllo anche il tempo, faccio un passettino indietro perché per chi conosce la teoria del flusso di Csikszentmihalyi sa che Csikszentmihalyi si è occupato fondamentalmente di creatività. Però prima non ho detto una cosa importante per i doveri di cronaca, diciamo. Noi, chi si occupa di infanzia, soprattutto nello 06, si occupa spesso o cerca di occuparsi di sviluppare la creatività nei bambini. Ora, molto spesso ci troviamo anche, no, tra educatori, tra insegnanti, guarda com'è creativo questo bambino. Ecco, per Csikszentmihalyi la definizione di creatività e soprattutto di creativo è una definizione estremamente scientifica. Per Csikszentmihalyi, perché si possa definire una scoperta, ad esempio, creativa o un soggetto creativo, in realtà serve che ci sia una comunità scientifica esperta in ambito che dichiari l'innovatività di quel concetto, di quella teoria e quindi di quella persona. Quindi non possiamo definire i bambini creativi secondo la teoria del flusso di Csikszentmihalyi, ma la creatività è una cosa fondamentale per Csikszentmihalyi ed è fondamentale anche nella nostra osservazione del gioco spontaneo dei bambini. Non tanto perché siano appunto definibili creativi come li avrebbe definiti Csikszentmihalyi, ma egli stesso dice i bambini possono diventare dei creativi, e in questo anche il nostro nazionale Bruno Munari aveva un'opinione estremamente simile, no? I bambini possono diventare dei creativi da grandi, come possono diventarlo se mantengono vive due cose fondamentali.
che fondamentalmente poi ci ha dato la natura, non così tanto ma per mantenere in vita la specie, non solo il singolo, ma la specie, che sono fondamentalmente la curiosità, che deriva da un'emozione di base fondamentale che è lo stupore, e quindi la capacità di stupirsi e di interessarsi, di accogliere quella sfida di cui parlavamo prima e di farla propria a proprio modo, quindi attraverso un proprio pensiero che può essere definito divergente laddove non è omologato alle aspettative di un adulto che spesso conduce un'azione educativa o formativa nei confronti dei bambini. E quindi per Csikszentmihalyi, ma in questo mi sento di dire anche per il nostro meraviglioso Bruno Munari, il bambino può rimanere, diventare, crescere, mantenendo una certa creatività e quindi diventare un adulto creativo se mantiene viva la sua pulsione ad apprendere, la sua curiosità, che è proprio l'istinto ad apprendere, l'istinto a scoprire, l'istinto a confrontarsi con nuove sfide, mantiene la capacità di un pensiero divergente e ha la possibilità di creare una buona percezione, una coerente percezione delle proprie abilità e competenze. E quindi come adulti, no? Che cosa possiamo fare? Intanto riconoscere che i bambini entrano spontaneamente nello stato di flusso, per loro è molto più naturale che per noi. E quando lo possono fare? Lo possono fare in un gioco scelto spontaneamente, in un gioco autodiretto, in un gioco in cui ne possono definire i confini di materiali, di tempo, di spazio, di organizzazione, e quindi un gioco in cui c'è un adulto che permette al bambino questi aspetti, che riconosce la capacità del bambino di sapere di che cosa ha bisogno e che permette un tempo dedicato al gioco con la possibilità di ripetere n.000 prove dello stesso gioco, dando la possibilità di imparare dal feedback che l'azione di gioco stessa fornisce. Quindi fondamentalmente, se noi vogliamo accogliere la teoria del flusso come un invito, no, a sviluppare al massimo il potenziale umano che c'è in ciascuno di noi, che cosa dovremmo fare? Che cosa fanno ad esempio gli sportivi o gli attori che devono fare delle performance importanti? Cercano di tornare bambini, cercano di riportare all'interno dell'età adulta le basi fondamentali dell'essere bambini, cioè la curiosità, lo stupirsi delle cose che ci circondano, il farsi ingaggiare da una sfida nel contesto con una propria idea, un proprio pensiero divergente, una propria capacità di portare le proprie competenze, le proprie abilità, non eseguendo un qualcosa che arriva da fuori, ma mettendoci tutto se stessi. E quindi lo sguardo, no? Da cui siamo partiti, quale può essere lo sguardo che l'adulto ha nei confronti dell'infanzia, nei confronti dei bambini, per sostenere questo tipo di gioco, questo tipo di azioni che portano a uno stato di flusso, cioè allo stato di massima espressione del potenziale umano. Possiamo promuovere la curiosità creando dei contesti che siano dei contesti esperienziali, che siano dei contesti arricchenti, che siano dei contesti vari, con materiali che non hanno insita in sé già
la modalità di utilizzo, il fine, l'obiettivo, il giusto, lo sbagliato, ma che come la sabbia, come i sassi, come le foglie, come il vento, non abbiano iscritto l'unico modo giusto per essere utilizzati. Possiamo permettere ai bambini i loro tempi, che possono essere tempi lenti, ma possono essere anche tempi estremamente rapidi. Possiamo valorizzare l'errore come possibilità di sostenere un pensiero divergente. Possiamo valorizzare l'errore come feedback del contesto per apprendere quelle che sono le proprie competenze. Possiamo evitare l'omologazione, possiamo evitare di dare a ogni bambino un unico modo di potersi esprimere, in modo che siano, come dire, tutti uguali, che siano tutti artefici della stessa operazione, ma possiamo dare a ciascuno di loro la possibilità di scegliere la propria sfida e di mettere alla prova e di ricevere dal contesto il feedback rispetto alle proprie competenze. Quindi quello che possiamo fare è da educatori, da insegnanti, ritrovare quello stupore, quella curiosità di quando eravamo bambini, riconoscerla nei bambini, riconoscerne il valore fondamentale perché possano apprendere, perché possano fare proprie le competenze, non semplicemente acquisire delle abilità o delle nozioni, e quindi possiamo portare avanti la neotenia, no? E quindi portare l'infanzia il più possibile all'interno dell'età adulta. E quindi concludo con una frase di un autore che di neotenia si è appunto occupato, un po' come augurio per tutti i genitori, gli educatori e gli insegnanti che ci sono questa sera. La frase è la frase di Ashley Montagu che leggete: suggerisco l'idea di morire giovani il più tardi possibile. Io ho terminato, per cui interrompo la condivisione. Spero di aver rispettato sufficientemente i tempi. Sì, sì, assolutamente sì, anche se ci hai fatto entrare nello stato di flusso, quindi l'abbiamo perso il senso del tempo. Però ci siamo ritrovati spesso a scambiarci degli sguardi con la professoressa Coan e soprattutto dei sorrisi per molte ragioni, perché questa citazione, fra l'altro, della possibilità di mantenere vivo il nostro bambino interiore, che non è retorica ma è scientifica, ci fa guadagnare due volte come educatori per il bene dei nostri figli, alunni e quant'altro, e anche per noi ci guadagniamo, perché l'educazione, l'abbiamo detto ancora ieri, non è necessariamente una cosa seriosa e faticosa, ma può essere anche molto divertente e appagante. E quindi chi ci ha visti all'inizio, poco prima della trasmissione delle slide, sorridere era per questo motivo. Anche per altri, non ultima, la pronuncia di Mihai, Csikszentmihalyi, su cui ci siamo preparati prima perché è un nome illeggibile, che tu hai citato più volte, e poi ancora perché con la professoressa ci accomuna anche la passione per la musica e la dedizione a uno strumento, che insieme alle molte discipline che tu hai citato è un'altra delle condizioni in cui ci si può trovare proprio a sperimentare lo stato di flusso. Moltissimi gli stimoli, fra l'altro un gancio anche con la nostra realtà territoriale, perché a Bruno Munari è intitolato il liceo artistico di Vittorio Veneto e quindi il suo operato qui lo conosciamo e lo apprezziamo bene. Fra l'altro commentavamo prima il fatto che anche da te sottolineato della differenza tra esperienza e prestazione. Tra le altre cose che faceva Bruno Munari con i bambini durante i laboratori c'era quella di concludere i lavori distruggendo i lavori, proprio perché non era importante il prodotto, il lavoretto, la prestazione, qualcosa da mettere, ingessare in cornice, ma il processo esperienziale. E quindi anche qui abbiamo tutta una serie di consigli, suggerimenti, indicazioni per chi ci sta ascoltando, perché spesso siamo noi adulti i primi a inquinare questi processi, intervenendo, interrompendo lo stato di flusso,
con consigli, suggerimenti, facilitazioni, stimoli che non appartengono affatto a quello stato di grazia che invece potremmo a nostra volta imparare dai bambini. Ecco, quindi per facilitarlo l'idea della prestazione va un po' messa da parte. Abbiamo ricevuto anche altri stimoli, facciamo qualche gancio con per esempio la dottoressa Sanese di ieri sera, che appunto poneva la differenza tra il dedicarci al fare e quindi guardare le prestazioni, stimolare al fare, e il dedicarci all'essere. E quindi essere educatori che guardano l'essere della persona. Quindi c'è un gancio con quello che ci hai portato. Come moltissimi altri stimoli per i quali io lascio la parola alla nostra ospite in sala per un commento o per una domanda, la professoressa, dirigente ma anche musicista e insegnante di musica, Michela Coan. Prego. Intanto ringrazio la dottoressa per questa interessantissima serata e questa riflessione. Mi sono ritrovata, diciamo, come studente di musica o così le volte in cui mi sono ritrovata a dover suonare di fronte ad un pubblico, e in effetti fai proprio questa esperienza di immersione totale e di flusso e scompare il senso dello spazio e del tempo. Tornando all'educazione, lei ha usato più volte il termine l'errore, no? L'importanza dell'errore, e credo che ci sia veramente una riflessione profonda da fare su questo, perché quello che io noto a scuola come preoccupazione anche nostra di insegnanti e soprattutto anche delle famiglie è questo in qualche modo tabù dell'errore, no? C'è un po' un tabù, come un dire l'errore dà un po' fastidio, bisogna un po' mascherarlo, non se ne parla, deve essere evitato, no? E invece è proprio l'errore che ti permette di crescere, perché attraverso il processo dell'errore tu comprendi come poi migliorarti, quindi come non sbagliare la volta successiva, oppure sono anche altre vie, perché attraverso l'errore scopri altre possibilità, un po' il pensiero divergente, no? Di cui parlava prima. Come dire, la penicellina lo insegna, no? Un errore può diventare in realtà una scoperta fondamentale. Ecco, quindi questo, e dopo, per quanto mi riguarda, lo sguardo accogliente credo che sia una cosa fondamentale per un educatore, che sia genitore, che sia insegnante. Se non passa questo, credo che tutto il resto poi sia faticoso, no? Perché la prima cosa è l'accoglienza di ciò che sei, e ognuno di noi è veramente un mistero, è davvero così, perché ce ne accorgiamo a scuola. A volte vedi dei ragazzini che non si illuminano mai e poi improvvisamente qualcosa scatta e lì qualcosa è passato, e allora ti rendi conto che non c'è mai un giudizio che puoi dare, no? Ma puoi accompagnarli in un processo. Questo è un po' che è quello che è difficile, io dico sempre è un'arte davvero quella dell'insegnamento, anche dei genitori, perché si nasce veramente apprendisti genitori, perché non sai come fare, no? Lo impari facendo. Però ecco, va fatta una profonda riflessione, perché stiamo un po' snaturando a volte l'essere umano, no? Con queste prestazioni continue. Dobbiamo tornare invece un po' all'essenza delle cose. Ecco, quindi mi sento davvero tanto in linea. Chiaro che non è sempre possibile, poi l'esperienza scolastica non è sempre possibile che sia vissuta come un gioco, no? Però rendere significative le esperienze che fai a scuola, magari poche ma significative, è importante. Beh, il gioco in realtà dipende come lo definiamo. Purtroppo in italiano la parola gioco ha delle accezioni anche estremamente negative, no? Pensiamo al prendersi gioco di qualcuno, oppure al gioco d'azzardo. In realtà in altre culture, in altre lingue ci sono parole diverse per indicare il gioco, cioè come quell'azione autotelica, cioè un'azione fine a se stessa che però porta un'espressione di sé e a un piacere dato dall'azione stessa, e che
possiamo per esempio negli adulti metterlo tra gli hobby piuttosto che tra le attività sportive, tra i passatempi. In realtà nulla cambia rispetto al gioco dei bambini, ma in realtà il gioco dei bambini è un'azione, come appunto diceva Munari, è una cosa molto seria, perché è ciò che la natura ha dato ai mammiferi superiori, incluso l'uomo, come unico strumento di apprendimento oltre l'imitazione, oltre i neuroni specchio. E quindi in realtà il gioco si evolve con l'evolvere dell'età. Da piccoli è un gioco che noi ancora in italiano definiamo gioco, in primaria, in secondaria non è più il gioco come giocare a palla piuttosto che il giocare a nascondino, fare una torre di sassi, anche se, come dire, in primaria, ma anche in secondaria di primo grado, forse passare una giornata a fare torri di sassi non è male, lo farebbero probabilmente molto volentieri, ma è quell'azione che gratifica solo per il gusto di farla e che viene compiuta in prima persona. Quindi quello che ci possiamo prendere nell'insegnamento dalla primaria in poi non è tanto il fatto di fare azioni ludiche all'interno dell'insegnamento, quanto di dare la possibilità di esperire i propri processi e quindi di fare quella che poi anche la nostra normativa scolastica ci richiede di fare ormai dal lontano 2012, cioè una didattica per competenze, quindi non tanto una didattica nozionistica che preveda di fornire ai bambini la domanda di cui già conosciamo la risposta, ma dare loro gli strumenti per evolvere nella conoscenza esattamente come evolve la scienza, cioè attraverso domande automotivate che nascano dal bisogno di avere quelle risposte e quindi di ingaggiare anche con uno stato di flusso tutte le proprie energie per trovare quelle risposte attraverso prova ed errore. Sì. Esperire i propri processi. Molto bella questa espressione e ancora qui se vuole se ce la può dettagliare un po' di più, soprattutto sempre nell'ottica di come noi possiamo accompagnare i bambini ad esperire i propri processi. Per esempio anche raccontandoci, se ce li ha, qualche esempio concreto di ciò che lei fa nella sua professione con i bambini più o meno piccoli, cioè come facciamo ad aiutarli ad esperire i propri processi? Ma fondamentalmente dando un contesto che lo permetta, quindi in cui l'adulto è a fianco al bambino, in cui l'ambiente è pensato perché i bambini possano trovare domande e possano cercare le risposte alle proprie domande, non tanto perché vengono fornite da un qualcuno, ma perché hanno attraverso le loro intelligenze e quindi anche il loro pensiero divergente dal nostro, trovato gli strumenti per cercare le risposte. Questo significa di tutto in realtà, significa dare la possibilità, che ne so, oggi usciamo in giardino perché facciamo la pittura verticale e incontriamo un lombrico in fondo alle scale. Bene, abbiamo il coraggio di abbandonare la pittura verticale o farla abbandonare a quel bambino o quel gruppo di bambini che trova molto più interessante il lombrico e che dal lombrico svilupperà, essendo automotivato e stando all'interno di un processo di scoperta e di apprendimento, troverà sicuramente molte più possibilità attraverso i processi di acquisire competenze rispetto all'eseguire una performance di pittura verticale che l'adulto ha deciso di fare. La stessa cosa avviene anche in primaria, cioè permettere ai bambini di esperire i processi attraverso i quali possono apprendere.
Vi faccio un esempio che abbiamo fatto settimana scorsa, una decina di giorni fa con la prima, il fatto che uno dei prerequisiti per la lettoscrittura è ovviamente il riconoscimento dei ritmi, e quindi per scrivere è necessario come dire, spostarsi nello spazio e nel tempo attraverso un ritmo, che è un ritmo che viene riconosciuto e codificato nel parlato, nello scritto, con codici diversi, ma sempre un ritmo. Musicisti e insegnanti di musica, lo dovreste insegnare voi a me, i ritmi sono ovunque. E quindi invece di fare esercizi di pregrafismo con le ondine, siamo andati in giro per la scuola e per il cortile a cercare ritmi nelle ringhiere, nelle piastrelle, nel selciato, nell'ondulox che c'è sopra il tetto, piuttosto che nelle sbarre delle finestre. I ritmi erano ovunque, i bambini ci hanno messo 2 nanosecondi a diventare cacciatori di ritmi. Questi ritmi poi sono stati riprodotti con il corpo, che è lo strumento fondamentale con cui si apprende nella prima infanzia, e poi in ultima analisi sono stati come dire, codificati a un livello un po' più astratto, e quindi sono passati sul foglio, sono passati alla parte grafica e poi alla parte diciamo della scrittura. Niente di complesso se non dare la possibilità di esperire il processo di apprendimento. Bellissimo questo passaggio, oltre che molto suggestivo, perché ci ha fatto proprio immaginare queste scene assolutamente piacevoli anche, immagino, per chi le conduce con i bambini. E questo concetto dell'esperire i processi è fondamentale. Mi permetto di fare questo aggancio in tutte le età in educazione, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo, quando vogliamo facilitare dei cambiamenti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, che l'azione dell'adulto è proprio quella di lavorare sul contesto, di garantire un contesto esperienziale e relazionale perché questi processi si attivino. Spesso e volentieri invece noi siamo molto focalizzati sulla, passatemi il termine, sulla predica, sull'intervento rispetto al soggetto, sulla motivazione, sul richiamo ai doveri, eccetera, eccetera. E questo poi si traduce più delle volte in un autogol o in una frustrazione per entrambe le parti. E invece qui si spalanca un mondo assolutamente di potere inteso nel senso della possibilità generativa per qualunque educatore, genitore, insegnante che sia, perché quando le cose non funzionano da sole, noi abbiamo la possibilità straordinaria di creare l'ambiente, il contesto facilitante dove poi il bambino o il ragazzo fa proprio quell'esperienza che noi vorremmo favorire. E quindi mi permetto di fare una sottolineatura forte, perché lo scopo del nostro festival è anche dare strumenti e opportunità a chi ci ascolta, rispetto al fatto che noi abbiamo la possibilità di creare contesti, lo ripeto, esperienziali e relazionali, all'interno dei quali poi le cose accadono da sole. Appunto perché i bambini ce l'hanno e i ragazzi in potenza questo bisogno di esprimere profondamente il loro potenziale umano, con le parole che hai usato molto veramente incisive in questo senso. Ecco, è come se loro fossero delle piantine e noi invece di cercare di far crescere la piantina creiamo il contesto più fertile possibile. Questa è un'opportunità straordinaria perché poi quel fenomeno stupendo che ci hai raccontato, il fenomeno di flusso, accade da sé. Ecco, e quindi noi siamo bravi quando abbiamo creato le migliori condizioni e poi non interferiamo con questo processo. Ecco, quindi questa è una cosa che ci teniamo a rilanciare perché è proprio anche un messaggio di possibilità, di speranza per tutti quelli che ci ascoltano e che magari si chiedono, sì, ma come faccio con mio figlio, ma come faccio con i miei alunni, eccetera, eccetera. Bene, veramente un sacco di stimoli, lo devo ripetere, piacevoli oltre che interessanti e utili per tutti noi come educatori, genitori, educatori e insegnanti, e quindi insegnanti lo tengo come frase finale per lasciare l'ultimo commento alla professoressa Michela Coan, la nostra gradita ospite in sala,
e dopodiché ci salutiamo. Sì, magari mi piacerebbe fare un riferimento al discorso del pensiero divergente, che trovo sia veramente interessante, perché appunto in una società come la nostra, che è tendenzialmente stereotipata, no? È sempre un po' di più, no? Abbiamo tutto incasellato, il nostro compito credo proprio sia questo, come insegnanti soprattutto, nel sviluppare la domanda maieutica ai bambini, quindi non le domande chiuse, ma cercare di appunto farli esperire e porre situazioni problematiche dove si attivino questi bambini, e lì veramente si spalanca un mondo, perché quando abbiamo avuto esperienze di questo tipo, e capitano nella scuola insomma frequentemente, davvero si spalanca un mondo e ti rendi conto che quella famosa creatività di cui parlava prima, che diciamo questa educazione alla creatività più che creatività, no? Perché essere creativo, abbiamo detto, è un qualcosa di più, no? Che va detto con termini scientifici. Questa educazione alla creatività ti rendi conto che è possibile sviluppare questo senso della curiosità, no? Del porsi la domanda, del dire ma perché questo, perché succede così, questo stupore nei confronti della realtà. Io dico, se riusciamo a far questo, già come insegnanti siamo a metà dell'opera, insomma, ecco questo. Soprattutto tanto amore per questa professione, ecco, devi avere anche. Certamente. Grazie quindi alla professoressa Michela Coan, grazie infinite, ecco la rivediamo, grazie infinite a Alice Gabrielli, che se vuole può concludere con un commento, o se vuole rispondere alla mia preghiera, ricordarci l'ultima frase che ha usato, quella con cui ha concluso le slide, ce la regala nuovamente in chiusura di trasmissione? Sì. La frase è: vi auguro di morire giovani il più tardi possibile. Bene, allora noi ricambiamo l'augurio, la ringraziamo tantissimo, ancora una volta anche per la disponibilità allo scambio della serata. Ricordiamo ai nostri spettatori attraverso i vari canali che l'incontro previsto con Emiliano Toso verrà recuperato il giorno 15 alle ore 15, quindi è anche facile da ricordare. Ringraziamo ancora il Comune di Vittorio Veneto, l'amministrazione comunale, in particolare l'assessorato alle politiche scolastiche e il sindaco, e ricordiamo a tutti voi che potete continuare a seguire il nostro festival consultando il programma e le modalità di collegamento al sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie a tutte voi e a tutti voi e buonanotte.